casa la mattina alle 5 e ritrovo sto signore per una cosa. Lo facciamo felice questa sera. C'è il sindaco da casa, il sindaco. Sì, perfetto. Ci sono cose che non si possono fare. Abbiamo messo 7 Come si chiama? Gallinaro lei? Presente, alla voglia a fare le aste. Allora, facciamo. Questo è un gallo che ha fatto l'uovo. Io invece so. Cioè, perché le galline. Io invece so fare il verso della pecora. No, no, No? quella piccola. No. Allora, signor Gallinaro, è un momento molto usato. Ma forte vicino alle chitarre. Sì, vieni. Ma il nome, come ti chiami? Antonio Gallinaro presente. Antonio, vieni Antonio! Che io e te adesso facciamo una cosa bellissima. Allora, intanto Scusa, aspetta. Scusi Gallinaro. Usiamo tutte queste strumentazioni elettroniche, non vorrei scaricarli. È successo ancora, venuto sul signore, si è sentito male perché gli abbiamo scaricato le batterie. E quando vi sono una persona di questa età ci preoccupiamo. Allora, brava cantante, la ragazza, Sì, poi il pantalone, vabbè, il pantalone non Poi che c'è qualcuno che si presta un paio di braghe? Il pantalone è un'altra volta. Com'è stato Antonio? Tutto bene? Ha detto che ti porta a casa stanotte allora, perché adesso scusate, non puoi mica tirarti indietro. Scusate, siete sposati. Devo scappare proprio la prima notte del matrimonio. Perfetto. Il discorso un secondo. Antonio Gallinaro, detto Cosa Cosa ha detto? Ha detto che andiamo un anno insieme. No, È svenuto. scusa Monica, Sì. perché ha detto, ti ha detto niente la mamma? No. E adesso come faccio che io non mi ricordo più niente? Un saluto e un grande applauso per Antonio Presente Gallinaro. Perfetto, spoglialo Simone. Perfetto. Signori, Alessandro, eccolo qua. Lui non vuole suonare tante volte, le hanno richiesto in diverse cose, Luciano Bisca lo vorrebbe sempre nelle sue trasmissioni, nelle sue manifestazioni. Lo facciamo Piazza dei Signori quest'anno, ce la fai? Sì. Alessandro ha 8 anni, ha appena fatto la seconda elementare, è un po' di tempo che studia la chitarra, studia da quanto? 3 anni. Perfetto, studia la chitarra da 3 anni, è un bravo ragazzo, perché insomma è un bravo ragazzo. Non ha ancora l'amorosa, vero? Ce l'ha l'amorosa? No, perfetto. E adesso a Natale uscirà il suo primo CD. Lo facciamo un applauso per Alessandro. Non è semplice. Eccola, così. Primo fans club Alessandro Neodo, McKellar, gli amici di Mantova. È arrivato il fans club di Alessandro. Allora. L'altro anno ha cantato C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e Rolling Stones. L'anno scorso ha cantato Diana e quest'anno una canzone, lo dico io, è un successo di José Feliciano, l'ha cantata anche Righe Poveri questa canzone, si tratta di Che sarà? Ve la ricordate? La cantate tutti assieme, si accompagna da solo con la sua chitarra, proviamo la chitarra. Vogliamo un applauso per Alessandro, Che sarà? Papà
tutto se ne va. E il coro? Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. So perduto, forse niente da domani si vedrà. E sarà, sarà quel che sarà. Amore mio, ti bacio sulla bocca. Che fu la bella prima amore. Ti do l'appuntamento. Vai! Com'è? Dai, è l'emozione che fa queste cose. Dobbiamo farla bene. L'ultima parte la facciamo assieme? Dai. Ma che bravo! Pronti? Dai, lo rifacciamo questo. Amore mio, no, amore mio, ti bacio sulla bocca. Che fu la bella prima amore. Ti do l'appuntamento dove, quando, non lo so. Ma so soltanto che... Ritornerò. E qui ci vuole il coro, pronti? Che sarà, che sarà, che sarà. Che sarà nella mia vita, chi lo sa. Sono perduta, forse niente da domani si vedrà. Andiamo con il finale. Sarà, sarà quel che sarà. Bravissimo! Emozione, ma succede! Eccolo qua! Un po' di emozione fa sempre bravissimo. Lo facciamo un grande applauso, eccolo qua! Lui ha 8 anni. Bravo! Bravo, bravo, bravo! Noi dobbiamo darti un mazzo di fiori a nome di tutta l'orchestra dei Rodigini e naturalmente da parte di tutto il pubblico dei Rodigini. Eccolo qua! Luce! Perfetto. Allora, il mazzo di fiori dedicato alla signora, anche perché dovete sapere che il nostro assessore, si dice la nostra assessore o il nostro assessore? Assessore, al maschile. Il nostro assessore. Pensavo si dicesse assessoressa. Allora, Oh. dovete sapere che la nostra assessore si sposerà l'8 di settembre. Quindi un applauso. C'è anche la musichetta sotto. Grazie. Grazie. Quando sarai sposata vedrai come ti muoverai. Abbiamo una targa, Monica, questa devi darla tu, al nostro grandissimo Roberto Lipari, che io vorrei, è stato all'ospedale oggi, è uscito apposta per venire qui al concerto, quindi vorrei un applauso per questo grande personaggio. Ed è con immenso piacere che questa targa te la consegno, veramente con un grazie per l'amore e tutte le belle canzoni che scrivi per i Rodigini. Voglio ringraziare soprattutto il pubblico, bellissimo pubblico. E vorrei dire che questo album penso sia uno dei migliori dei Rodigini che ho fatto ed è il 14esimo, speriamo di arrivare al 15. Un mazzo di fiori è stato offerto dal Fans Club Rodigini anche per la mamma di Alessandro, quindi diamo un applauso, facciamo anche per Lucia che hanno fatto i fiori. Lo diamo. Sei sicuro? Eccolo qui che arriva. Ecco, sono questi? Perfetto. Allora, perché non vorrei fare confusione, di premiare quello pensiero a due ragazze che durante le nostre serate vengono a fare le veline. Una è padovana. Esatto. Vediamo tutte qua, ci sono. Signori, eccole qua, sono un po' timide però. Un applauso facciamo. Ci siamo? Arrivano. Ecco che arrivano anche per loro i fiori. Ecco. Perfetto. Perfetto.
Ci siamo? Allora, foto diritto, ci stiamo tutti, maestro? Vogliamo un grande applauso, così! Oh!